telecamera ha ripreso gli attimi della tragedia in cui ha perso la vita Marco Bettolini. Per la procura non avrebbero dovuto trovarsi nell'autoclave. Nei prossimi giorni l'autopsia, in arrivo gli avvisi di garanzia per i vertici societari. Perché Alberto sia entrato nella cisterna resta un mistero, dicono gli avvocati dell'azienda sull'azione del 31enne che ha innescato la tragedia in cui è morto il collega. Forse ha pensato ad un guasto da sistemare, la ricostruzione del dramma. Da San Polo a Bassano il coro unanime di amici e conoscenti della vittima. Marco è morto da eroe, dice commosso uno dei suoi colleghi, per me era un fratello. E proprio l'intera comunità di Cordignano è stretta attorno alla famiglia del giovane in ospedale, ma un pensiero va anche alla vittima, è stato un grande uomo, dobbiamo dirgli grazie. Meno 2 giorni a Pontide, gli assenti illustri fanno arrabbiare Salvini, inaccettabile. Mario Conte in questo momento è giusto compattarsi, io ci sarò ma il mal di pancia vanno affrontati, Caner se vado resto sul prato. Delitto Armellini, ha deciso il rinvio a giudizio del 36enne marocchino che massacrò di botte e uccise l'83enne nella sua abitazione a Pieve, processo al via Novembre, rischia l'ergastolo. Dopo il caos dei primi 2 giorni di lezioni raccontato anche nei nostri servizi, il comune di Vittorio Veneto revoca l'incarico alla ditta Laziale che aveva vinto l'appalto del trasporto scolastico. Cane di grossa taglia scappa da casa e si aggira sulla Postumia correndo tra auto e camion, alla fine spaventato entra in un bar di San Biagio e viene bloccato l'intervento dei carabinieri. Tractor pulling a Corgo al Monticano domani sera a Cavalli e torna per la terza volta la particolare sfida tra trattori elaborati. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente la tragedia di ieri pomeriggio a San Polo di Piave, tragedia ripresa dalle videocamere della sorveglianza. L'autoclave nel frattempo è stata posta sotto sequestro. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'azienda vitivinicola Cadiraio riprendono proprio la zona dove è avvenuta la tragedia. Immagini già acquisite dagli inquirenti. In quei frame, gli istanti drammatici quando Marco Bettolini, 46 anni, entra nell'autoclave nel disperato tentativo di salvare l'amico e collega Alberto Pin, di 31 anni. Le indagini degli uomini dello Spisal e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire il gravissimo infortunio sul lavoro. La cisterna è stata posta sotto sequestro. E si sta cercando di approfondire il perché queste 2 persone sono entrate nell'autoclave. Dalle prime informazioni che arrivano dalla polizia giudiziaria, in quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Presto ancora per parlare di indagati, spiega il procuratore, che poi aggiunge. Indubbiamente per l'autopsia e per altri eventuali accertamenti verranno date le garanzie, gli avvisi previsti dalla legge a chi si trovava in posizione di dover garantire la sicurezza dei posti di lavoro. Questo non significa che questi soggetti siano responsabili, perché chiaramente ove dovesse dimostrarsi che c'è stata un'iniziativa assolutamente imprevedibile da parte delle vittime, il discorso scagiona i datori di lavoro e la catena. Ove invece si dovesse dimostrare che c'è una responsabilità da parte di chi aveva la direzione, le posizioni di controllo nell'azienda per questa attività pericolosa, allora si procederà di conseguenza. Perché si trovavano lì? Una domanda a cui si dovrà dare una risposta e che potrà chiarire il motivo che ha spinto Alberto ad entrare nell'autoclave. Le indagini sono solo all'inizio, fanno sapere dalla procura, mancano tasselli importanti per chiarire la dinamica della tragedia. La disperazione naturalmente che resta anche questa mattina all'interno dell'azienda di San Polo di Piave. Tutti sanno che non si deve entrare dentro l'autoclave, spiega l'avvocato di Cadiraio Andrea Franchine. Nessuno riesce a spiegarsi, continua illegale, perché loro esperti lo abbiano fatto. E lei è un collega di Marco? Un fratello sia di Marco che di Alberto. Quello di Marco però è stato un atto di eroismo, questo va detto. Sicuramente. Lo sguardo basso e gli occhi gonfi di pianto, troppo forte il dolore, così Andrea Zanella, un collega di Marco ed Alberto, i 2 enologi coinvolti nel grave infortunio. Un clima surreale, l'attività continua, ma il pensiero e la mente tornano a quegli istanti drammatici quando i colleghi sono stati trovati all'interno dell'autoclave.
Da una prima ricostruzione, il 31enne Alberto Pin, esperto da tanti anni alle dipendenze dell'azienda, entra nella cisterna da una botola di dimensioni di 60 cm x 40, forse per controllare qualcosa. È evidente che non è fatto perché l'uomo possa entrare, ma per fare operazioni da fuori, anche perché la forma stessa delle autoclavi è tale che si pulisce da sola, quindi non c'è una ragione per entrare. Poi aggiunge: nell'autoclave c'era verosimilmente, però non si sa ancora, una quantità di vino spumante e c'era una grandissima quantità di azoto, che è un gas che viene utilizzato per evitare che il vino evapori. E l'azoto evidentemente azzera l'ossigeno, per cui lui non si sa bene per quale ragione, perché è una cosa che tutti sanno che non si deve entrare in un'autoclave, per cui non riusciamo a capire la ragione per la quale lui sia entrato. È entrato nell'autoclave. In quegli istanti si è sentito male, forse ha perso i sensi. Immediatamente Marco Bettolini, 46 anni, di Bassano, è entrato a sua volta tentando di salvare il collega. In un attimo si è consumata la tragedia. Marco è caduto con il viso all'ingiù, annegando in meno di mezzo metro di vino. Il secondo è un eroe. Di fatto è veramente una cosa straziante e commovente anche per me che faccio questo lavoro. L'avvocato ci racconta la disperazione dei colleghi e degli stessi titolari. Loro, tutti insieme, ci dice, sono una famiglia. Loro avrebbero voluto questo, che il lavoro continuasse, che il progetto continuasse e che il loro sogno continuasse. Guardi, mi hanno parlato di Alberto, quello che adesso è in sala di animazione, come di un ragazzo. Ieri Simone mi ha detto: se tu potessi desiderare un dipendente vorresti lui, e dell'altro invece mi dice che era un uomo di una generosità incredibile. Marco Bettolini viveva da 10 anni con la moglie Laura Campese, una piccola frazione di Bassano del Grappa. All'indomani della tragedia l'intera comunità è sotto shock. Tutti quanti gli volevamo tanto bene e il suo gesto rappresenta, anche senza parole, chi era quella persona lì. Un eroe? Un eroe, sì. Lo vuole ricordare come un eroe Marco, la comunità di Campese. Tutti conoscevano in paese l'enologo 46enne che da 10 anni viveva con la moglie Laura in piazza Folengo, nel centro della piccola frazione bassanese. Un sorriso, un saluto, una chiacchiera alla domenica al bar con un immancabile bicchiere di vino, da sempre, oltre che il suo lavoro, la sua più grande passione. Partiva presto al mattino e tornava tardi la sera. Vi siete salutati? Sempre con il sorriso, sempre con una parola buona, sia lui che la moglie. Io penso che la coppia perfetta poteva essere incardinata da quei due ragazzi lì. Una coppia da tutti definita perfetta, quella di Marco e Laura, da cui a breve si sarebbero dovuti trasferire a Roma, ricominciando una nuova vita più vicina agli affetti familiari della moglie. La casa di piazza Folengo, infatti, sarebbe già stata messa in vendita, un nuovo capitolo però già scritto da un triste epilogo. Ieri sera è stata per tutti una cosa spaventosa, non ci credevamo. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? In settimana vengo tutti i mattini a prendere il caffè o il pomeriggio e lui veniva avanti e indietro. Quando le dico, una persona che era bello conoscere, quelle belle dentro. Sono gravissime intanto le condizioni del 31enne Alberto Pin. L'intera comunità di Cordignano è stretta intorno alla famiglia, ma un pensiero va anche alla vittima. È stato un grande uomo, dicono, dobbiamo dirgli grazie. Sono amici con Virginio. L'ho sentito in queste ore. Stamattina l'era disperato. Cosa vi siete detti? Cosa... Enrico non trattiene le lacrime e con lui l'intera comunità di Cordignano che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia di Alberto Pin, il 31enne che si trova in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso dopo il pomeriggio tragico di Caderraio, costato la vita al 46enne bassanese Marco Bettolini, morto nel tentativo di salvare il giovane collega in un'autoclave. I genitori di Alberto preferiscono rimanere in silenzio, sono momenti delicatissimi e ogni pensiero è per questo ragazzo e le sue condizioni di salute. Nella zona del Bocciodromo, dove la famiglia Pin vive, l'abbraccio di amici e conoscenti è totale. 3 giorni fa suo papà ci ha aiutato anche
a sistemare qua perché ci stiamo preparando perché abbiamo i campionati nazionali di bocce. Stamattina poi ho parlato anche col papà, ma era una cosa e d'altronde un papà aveva un figlio di 30 anni che succede queste cose, figurarsi. Un ragazzo normale come tutti. Purtroppo speriamo se la cavi, speriamo vada come nel meglio possibile. Siamo tutti vicini alla famiglia, una famiglia di Cordignano operosa, da sempre molto, molto attiva nel lavoro, quindi ci lascia veramente sgomenti questa notizia. È impensabile che uno si alzi la mattina e poi vada al lavoro e poi succedano queste cose. Ma un pensiero va anche al collega eroe e grazie a lui se la comunità e la famiglia oggi possono ancora sperare. Quello è stato un grande uomo e purtroppo ha perso la vita per salvare un amico, purtroppo. Anche qua non ci sono parole se non di esprimere le condoglianze ed essere vicini. Un abbraccio alla famiglia di Marco che ha fatto il possibile per salvare Alberto. È una sorta di grazie sostanzialmente. Sì, sicuramente siamo riconoscenti a questa persona, ma penso che lo siamo tutti. E sulla vicenda intervengono anche i sindacati CGIL e CISL che chiedono a gran voce interventi concreti per fermare la strage silenziosa delle morti bianche. Intanto la FLAI CGIL chiede un incontro urgente con l'azienda di San Polo di Piave. Si parlava di lavoratori esperti che conoscevano bene il lavoro e conoscevano bene le norme. E resta da capire perché non sono state applicate. Ennesima tragedia sul lavoro che riporta sul tavolo la questione della tutela della sicurezza dei lavoratori. Innanzitutto non è una tragica fatalità come ho letto da qualche parte. Qui ci sono precise responsabilità a partire dalla mancanza di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Cordoglio unanime da parte dei sindacati per la famiglia e i colleghi di Marco Bettolini. Pugno duro però sulla necessità di interventi concreti che servano a mettere la parola fine a quella che loro stessi definiscono strage silenziosa delle morti bianche. I dati di fine giugno ci davano più di 6.000 infortuni in provincia di Treviso, ovviamente infortuni di tutti i tipi, con una decina di morti già a fine giugno, e credo che siano dati, come dire, non solo importanti ma dati inaccettabili, e pertanto è un tema di emergenza. Emergenza che deve essere trattata come tale, commentano i sindacati, che va combattuta innanzitutto tramite l'educazione del personale e dei datori di lavoro alla sicurezza. Troppo tardi discuterne a fatti già avvenuti, commenta Mauro Visentin. Necessario agire sulla prevenzione perché la tutela dei lavoratori non è mai un costo per le aziende ma un investimento. Cosa costa una vita? Al di là di quello e dell'irrisorietà di quanto pagherà l'INAIL alla famiglia o del superstite o del deceduto. E cosa costa a una famiglia, alla collettività, un intervento in queste condizioni? Dello stesso parere anche la CISL, che lamenta un mercato del lavoro troppo fondato sul profitto e poco sul benessere delle persone. Per i sindacati il problema delle morti sul lavoro non si risolverà finché non si riuscirà a cambiare la cultura e il modello di sviluppo. Già sui tavoli le proposte di soluzione alla piaga delle morti bianche. C'è un piano regionale che è stato firmato da CGIL e CISL, di cui chiediamo l'applicazione perché il tema dell'agricoltura è uno dei temi centrali assieme all'edilizia per quanto riguarda i rischi. Dall'altra parte c'è anche il protocollo che abbiamo firmato a livello territoriale con lo SPISAL, con le associazioni datoriali, che deve essere applicato perché in quel protocollo viene definito un percorso di condivisione dei rischi assieme proprio alle associazioni datoriali e alle aziende. E oggi molti si chiedono se queste tragedie si possano prevenire. E siamo andati a chiederlo al terzo gruppo vinicolo d'Italia che solo a Campo di Pietra conta 600 cisterne. La prima cosa da fare per questa attività pericolosa che ha dei rischi è formare del personale. Questa è la prima regola per evitare tragedie come quella di ieri a Rai di San Polo. Ad affermarlo Franco Passador, amministratore delegato della terza cantina d'Italia per struttura e produzione. E solo a Campo di Pietra, dove anche oggi arriva la glera dai campi, si contano 600 cisterne che tecnicamente sono vasi vinari. Per questo è stato predisposto questo manuale con la procedura da seguire nel lavaggio interno, che prevede innanzitutto l'utilizzo di questo strumento. La prima regola è assicurarsi che all'interno della vasca ci sia la quantità di ossigeno
necessaria per respirare. E quindi come fate? Si usa questo misuratore, è un misuratore di ossigeno, si chiama ossimetro, si accende lo strumento, lo si mette all'interno del serbatoio, adesso in questo momento lo strumento sta leggendo, se ci fosse una quantità insufficiente di ossigeno si accendono le luci e si attiva un segnale acustico che ci indica che non si può entrare all'interno del serbatoio. Questo perché le cisterne hanno 2 oblò di manutenzione, non più grandi di 40 cm, e questo non favorisce l'aereazione. Altra regola fondamentale: intervenire sempre in 2, con l'obbligo di un'imbragatura con corda verso l'esterno per chi entra. Uno entra e uno rimane di piantone, è proprio il caso di usare questo termine, all'esterno, a garanzia che quello che è dentro non ha nessun tipo di necessità. E se uno si sente male dentro ci sono delle imbragature che consente dall'esterno di far avanzare verso la bocchetta inferiore la persona interna. Escluso invece l'utilizzo di autorespiratori, piuttosto una maschera con un lungo tubo verso l'esterno, sul modello dei vigili del fuoco. Con l'autorespiratore è molto difficoltoso, direi quasi impossibile entrare, quindi se vengono rispettati i termini previsti nella procedura, problemi credo non ce ne siano. Ecco, ripeto, importantissima è la formazione del personale. Voltiamo pagina, siamo al delitto. Armelin Mohamed Bouamoun, il marocchino 36enne accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dall'intenzione di mettere a segno una rapina, si presenterà davanti ai giudici della Corte d'Assise di Treviso il prossimo 6 novembre. Il GUP Marco Biagetti lo ha rinviato a giudizio, un'accusa per cui l'uomo rischia l'ergastolo. Il fatto di sangue era avvenuto a Pieve di Soligo il 25 marzo 2022. La vittima, Adriano Armelino, 83 anni, fu legato mani e piedi e picchiato a sangue. L'anziano morì il giorno dopo il ricovero all'ospedale di Treviso. Un uomo di 49 anni, originario di Vittorio Veneto ma residente a Tarso, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi in un bar di Conegliano in via La Marmora. Immediato l'intervento del SUEM, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare. Ad essergli fatale, con ogni probabilità, un arresto cardiaco, sul posto anche i carabinieri. E siamo alla politica, perché mancano poco più di 24 ore a Pontida, dove scatterà la conta dei leghisti ribelli del Veneto. Inaccettabile che non si presentino, lunedì chiamerò gli assenti, ha detto Salvini. Io ci sarò, spero che i mal di pancia vengano affrontati, dice dalla sua Mario Conte. Anch'io andrò a dare il via a camminare per la vita e poi partirò in macchina per andare a Pontida, dove usciremo con nuove idee, con nuove proposte. È sempre un momento di confronto, di incontro, dove l'obiettivo è quello di rafforzarsi. Ovvio che se ci sono dei mal di pancia devono essere affrontati. Io sarò presente a Pontida, spero che comunque Salvini mi chiami lo stesso. Si concede una battuta Mario Conte quando mancano ormai poche ore al raduno leghista per eccellenza, quella Pontida su cui aleggia il diktat di Salvini pronunciato a tavola con alcuni parlamentari leghisti. Inaccettabile che figure istituzionali siano assenti sul pratone. Lunedì chiamerò personalmente chi non si presenta. Le parole del leader, che nel Veneto, percorso da 1000 tensioni, hanno un loro peso specifico. Questo non lo so cosa voglia dire. Io credo che voglia fare, come dicevo prima, un richiamo al fatto che comunque avere un ruolo apicale, avere un ruolo dirigenziale all'interno della Lega ha comunque anche dei doveri. Comporta dei doveri soprattutto nei confronti dei militanti, e visto che Pontida è la festa dei militanti, credo sia giusto che tutti noi si sia presenti e si porti proprio rispetto nei confronti di quella che è la nostra base. E c'è chi giura che le parole di Salvini siano indirizzate tra gli altri a Federico Caner, l'assessore regionale che, se da un lato ha smentito il suo passaggio in Forza Italia, dall'altro non sta lesinando critiche alla gestione salviniana. La sua stessa presenza a Pontida è in bilico, ma non c'è solo Caner. Nel vortice restano i colleghi in giunta, Bottacin e Bulldog Marcato. Io voglio sperare che questi amici rimangano in Lega, che vadano a smentire con le loro azioni quelli che sono questi articoli, perché la Lega ha bisogno di loro. Quanto ai temi, il nodo migranti resta quello prioritario, con Salvini che ha annunciato una nuova linea dura con l'intervento, se necessario, della Marina Militare a bloccare i flussi. Molto più prudente Mario Conte. Quando si parla di blocco navale è una provocazione forte per dire dobbiamo mettere la parola fine a questi sbarchi, però mi rifiuto di pensare che Salvini voglia barattare gli sbarchi con il rischio di morte di queste persone. Lo conosco personalmente, lui questa sensibilità
ce l'ha nei confronti degli immigrati. Quindi voglio dire, io sono dell'idea che noi dobbiamo investire perché queste persone fondamentalmente reclamano un futuro e noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché il loro futuro sia nei loro paesi. Ho sentito Matteo Salvini via messaggio, ci rivela proprio Federico Caner che aggiunge: se andrò a Pontida starò nel pratone con i militanti e non per i diktat. Per la verità mi sono già sentito tramite messaggio con Salvini. Comunque a parte questo io non ho nessun problema e nessuna preoccupazione a rispondere ai diktat. Come ho già annunciato ho degli impegni istituzionali domenica, nonostante questo sto valutando se comunque presentarmi a Pontida, ma non sul palco, ma sul pratone assieme ai militanti. Quindi se deciderò di andare a Pontida lo farò per rispetto della militanza, visto il significato che Pontida ha per i leghisti. Bisogna ricordarsi di nostri temi di appartenenza, tra tutti il federalismo, l'autonomia, ma non solo, anche il fatto che questa Lega, la Lega Nord, è nata essendo un partito né di destra né di sinistra, ma un partito federalista, territoriale. Questa anima l'abbiamo persa e francamente io non riconosco più quei valori che un tempo c'erano. Lo spostamento a destra ed essere diventati un partito centralista purtroppo non richiama più quei valori e secondo me è giusto dirlo e fare dei congressi dove si discuta di questo. Quindi, per dirla in maniera molto breve, lei se sarà a Pontida domenica non sarà per il diktat di Salvini ma per rispetto dei militanti. Assolutamente sì, questa è la sintesi. E continua, stavolta a distanza, il botta e risposta iniziato ieri sera in Consiglio Comunale tra il sindaco di Treviso Conte e il capogruppo PD Denardi. Al centro il tema baby gang e linee programmatiche. Baby gang e sicurezza in città sono i temi che hanno infuocato la seduta di ieri sera del Consiglio Comunale a Treviso. Da una parte l'attacco di Giorgio Denardi all'amministrazione che a suo dire farebbe marketing nel replicare alle osservazioni delle opposizioni. È molto più facile lanciare degli slogan piuttosto che andare a vedere e a lavorare sulla radice dei problemi, per cui c'è sempre questo atteggiamento molto permaloso, molto piccato nei confronti delle critiche. Dall'altra la replica del primo cittadino Conte: attaccate, dice il sindaco, e lasciate stare la città. Mi piace esaltare le ricchezze, le opportunità, mi piace affrontare con responsabilità quelli che sono i problemi, perché l'obiettivo è quello di continuare ad alzare la qualità della vita della nostra comunità. La sola azione repressiva non risolve il problema, chiosa ancora Denardi. Visto che addirittura il ministro Nordio ha parlato di un problema baby gang molto importante a Treviso, credo che ne valesse la pena di parlarne. E purtroppo le azioni che vediamo portare avanti sono più di tipo poliziesco, puramente di ordine pubblico, ma in questo modo non si riesce ad affrontare alla radice del problema. Dobbiamo passare a una fase di prevenzione, di lavoro sociale. E domani il sindaco Conte incontrerà il ministro Carlo Nordio, sul tavolo tra gli altri proprio la questione baby gang. Lui non ha detto che il decreto legge nasce da un'esigenza della città di Treviso, nasce su scala nazionale e certamente potrà essere utile anche a Treviso, e lo ribadisco perché laddove questi ragazzi non capiscono che stanno sbagliando, bisogna educarli anche attraverso le forze dell'ordine. Io sono sempre per investire nella cultura della legalità, nella cultura del rispetto. Altro attacco dai banchi dell'opposizione arriva sulle 19 pagine di linee programmatiche della Giunta Conte per i prossimi 5 anni. Ci abbiamo ritrovato tantissime incongruenze, tantissime contraddizioni, ma soprattutto la mancanza di una concretezza sui temi. Chiediamo all'amministrazione di intervenire in modo forte e radicale, prendendosi degli impegni sulla realizzazione di campi sportivi, per esempio, ne mancano tantissimi. I temi della casa, c'è fortissima richiesta di abitazioni, c'è tantissimo spazio alloggi vuoti, abbandonati, e il mercato è completamente congelato. Dalla sua il sindaco replica così. La mia linea programmatica è stata promossa dal 65% dei cittadini che hanno espresso attraverso il loro voto una scelta, penso, abbastanza chiara. Evidentemente chi ha preso invece poco più del 30% forse
è lì che è mancata un po' di chiarezza. Cercheremo di essere ancora più chiari in quella che è la nostra programmazione. E naturalmente Giorgio Denardi, capogruppo della lista Denardi sindaco in consiglio comunale a Treviso, questa è la dovuta rettifica. Torniamo al caso dei disagi per il trasporto scolastico a Vittorio Veneto che vi abbiamo raccontato ieri. Come annunciato sono arrivate le conseguenze. Il sindaco Antonio Miatto e l'assessore Antonella Caldarta hanno infatti revocato l'incarico alla ditta laziale che si era aggiudicata l'appalto per il trasporto scolastico nel triennio 2023-2026. Ricevuta disponibilità della seconda ditta in graduatoria, il Comune ha già formalizzato il nuovo incarico. Il servizio è quindi già partito venerdì 15 settembre con la ditta Battistuzzi. Ringrazio le famiglie che hanno capito il nostro sforzo a trovare la soluzione ad un servizio partito con molte criticità e che mi hanno affiancata e sollecitata con la loro fiducia, dice l'assessore. Rivolgo un pensiero anche agli autisti che in questi giorni, tra mille difficoltà, hanno cercato di svolgere al meglio il proprio lavoro pur in assenza della necessaria programmazione da parte della loro ditta. È intervenuta una pattuglia dei carabinieri questa mattina per bloccare un cane di grossa taglia che si aggirava a San Biagio di Callalta correndo tra auto e camion in transito lungo la Postumia con i possibili rischi che questo poteva comportare. L'animale, probabilmente scappato da un'abitazione, spaventato, alla fine è entrato in un bar. Immediatamente sono state chiuse le porte per permettere ai militari dell'Arma di recuperarlo. E restiamo a San Biagio di Callalta perché domani sera alle 20:45 in piazza Walter Tobagi, concerto nell'ambito del progetto Musica per il Sociale con il tenore Francesco Grollo. Riportare la musica, la cultura in piazza San Biagio proprio per consentire anche alle persone che hanno delle difficoltà di poter essere parte di questo bellissimo spettacolo. Permettere alle persone con disabilità di assistere ad uno spettacolo di musica battendo qualunque barriera architettonica e non solo. Il palco allestito in piazza Walter Tobagi è pronto ad accogliere sabato sera oltre 100 artisti protagonisti del gran concerto nell'ambito del progetto Musica per il Sociale che vuole per l'appunto sostenere e incentivare la presenza delle persone con disabilità agli eventi musicali. Sinfonie, cori in un percorso che intende avvicinare chiunque alla tradizione dell'opera lirica. Le più famose musiche suonate dall'Orchestra Filarmonia Veneta diretta dal maestro Gerardo Felisatti. Accanto a lui Maria Grazia Marcon, direttore dei cori Filarmonico Veneto e Accademia Tetracordo. Ospite d'onore il tenore Francesco Grollo, testimonial del progetto Musica per il Sociale. È un invito aperto a tutta la cittadinanza, anche per le persone fragili, per le persone che non hanno la possibilità di muoversi molto spesso. Diciamo che è un abbraccio che vogliamo dare a tutta la cittadinanza e con particolare attenzione a queste persone speciali. Partire dalle piazze per abbattere ogni barriera. La nostra volontà è quella proprio di una politica inclusiva che quindi parta dall'arte, parte dalla cultura e parte dai punti di aggregazione quali sono le piazze. Un gran concerto così intitolato perché tante volte si va a teatro per sentire un concerto del genere. Perciò portando le nostre grandi tradizioni dell'opera lirica e le grandi romanze diamo la possibilità a tutti di poter usufruire di questo spettacolo. L'evento, che ha visto la collaborazione anche delle associazioni del territorio, in caso di maltempo si svolgerà regolarmente presso la chiesa di San Biagio Vescovo e Martire. L'ingresso è libero e gratuito per tutti, perciò vi prego di essere con noi, di venire a San Biagio di Callalta per il gran concerto Musica per il Sociale. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, appuntamento da non perdere per gli appassionati di meccanica ma anche per certi versi di agricoltura e ambiente. A Cavalier di Gorgo al Monticano torna per la terza volta la sfida tra trattori elaborati. È uno sport che coniuga la meccanica e l'agricoltura. È il Tractor Pooling, che sabato prossimo torna anche nella Marca con una data del campionato italiano. Parte da lontano, parte dal Canada, quando gli agricoltori sfidavano e provavano la forza dei loro cavalli trainando dei tronchi. Poi con il tempo, con l'evoluzione agraria si è evoluta, oggi ci sono i trattori moderni che si sfidano tirando dei tronchi. Poi sono stati elaborati, quindi trattori da competizione. E a Cavalier di Gorgo al Monticano sabato sera si sfideranno 20 squadre corse italiane ma anche dall'estero. Ci
ci sono macchine che arrivano dalla Germania, macchine che arrivano dall'Inghilterra, quindi macchine che arrivano da tutta Europa. Poi ci saranno anche categorie meno elaborate e quelle innovative. Non solo trattori vecchi, trattori diesel, ma nuovi trattori diesel, ma soprattutto anche la nuova tecnologia a metano, biometano, alcol etilico, quindi anche dal punto di vista tecnologico credo una bella esperienza. Ma soprattutto una grande festa a sostegno della parrocchia. Ci troviamo sabato sera sarà una bella serata, inizia alle ore 18, quindi trattor pouring notturna, molto bello per gli appassionati del settore, tantissima gente, si preannuncia una temperatura ottimale, terza edizione, credo che arriverà tanta gente e il ricavato andrà in beneficenza. È simbolico perché fanno pagare un'offerta di 5 euro, però tutto il ricavato andrà per le opere parrocchiali. E adesso vediamo con il generale Giancarlo Iannicelli che tempo ci aspetta per i prossimi giorni. Dopo un passaggio del sistema perturbato che ha provocato nelle ore scorse qualche precipitazione, anche localmente qualche temporale, un po' di pioggia che tutto sommato ben accetta in questo periodo, si è ristabilizzata di nuovo un'area di alte pressioni. È ben evidente sulla carta del tempo, vedete un'alta pressione con valori piuttosto alti che interessa quasi tutto il nostro paese e tutte le nostre zone. Questo facilita, garantisce un tempo stabile, anche se autunnale, su tutte le nostre zone, su gran parte dell'Italia, per questo fine settimana, per gran parte della prossima. Su Treviso, un po' su tutto il Trevigiano, per sabato e per domenica cielo in prevalenza poco nuvoloso. Per poco nuvoloso intendiamo un po' di nuvolosità che ci tocca durante il giorno, ma poi lascia spazio ai rasserenamenti. Naturalmente qualche breve precipitazione è sempre possibile sui rilievi. Un tempo stabile tutto sommato ci accompagnerà anche la prossima settimana, con degli annuvolamenti che temporaneamente potranno essere più intensi. Un peggioramento diciamo più significativo potremmo averlo per fine settimana, intorno a venerdì, sabato, ma anche questo peggioramento sarà veloce, quindi rilascerà poi spazio di nuovo al tempo stabile, ma questo lo confermeremo. Intanto i venti sono deboli di direzione variabile, le temperature sempre al di sopra della norma, le minime 17-19 gradi, le massime non toccano i 30 gradi, però già per domenica potremo raggiungere i 29 gradi. Poi si caleranno la prossima settimana, ma sempre al di sopra della norma, quindi 26-28 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. E in primo piano una notizia giunta proprio pochi istanti fa, ancora frammentarie le informazioni, un incidente in Alpago, vittima un bambino di 7 anni che sarebbe stato, ma il condizionale d'obbligo, investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il bimbo è stato soccorso ed è lì trasportato con Falco 2 all'ospedale di Treviso. Il caso Dolomitibus scuote la comunità bellunese, disagi a cascata per studenti e lavoratori da più di 48 ore. L'incubo sembra non finire, si sta facendo tutto per risolvere la situazione, afferma il presidente della provincia che è socia dell'azienda di trasporto locale, e in quel tutto ci sono i nuovi autisti che la società è riuscita a reperire in Lombardia. Sta diventando intollerabile la situazione che si è venuta a creare nel trasporto pubblico bellunese dopo l'annuncio di Dolomitibus a meno di 12 ore dall'avvio del nuovo anno scolastico della cancellazione di decine di corse fra autobus e pullman di linea a causa della mancanza di autisti. Studenti e lavoratori lasciati a piedi dal capoluogo alle Terre Alte, dove ieri 25 studenti di Sappada non hanno potuto raggiungere la scuola a Santo Stefano. La situazione è grave. L'azienda di trasporto pubblico ieri ha comunicato l'apertura di assunzione di autisti, prevedendo bonus e agevolazioni fra i 2 e 3 mila euro per chi si renderà disponibile a lavorare in provincia di Belluno. È un percorso complesso. Dalla settimana prossima siamo riusciti ad ottenere 3 autisti dalla Lombardia che aiuteranno a poter utilizzare i nostri pullman e limitare ulteriormente quelli che possono essere i disagi per queste soprattutto categorie. L'obiettivo è di ritrovare l'equilibrio che potrebbe essere raggiunto entro qualche settimana al massimo, assicura Padrin. C'è carenza di autisti ovunque. Noi purtroppo la paghiamo forse più di altri. In questo momento i disagi sono purtroppo inevitabili. Mi auguro veramente che si possano trovare a reperire quelle risorse umane che possano permetterci di ridare
alla Dolomiti Bus e al trasporto pubblico locale, di cui devo dire la provincia di Belluno è sempre stata un esempio di efficienza, che possa proseguire su questa linea. I sindacati sono sul piede di guerra. A fine agosto era stata aperta la procedura di raffreddamento e conciliazione, un ultimatum prima della proclamazione dello sciopero che sembra imminente. Si conoscerà nella tarda serata l'esito della riunione di maggioranza convocata a Palazzo Rosso. Mal di pancia e mugugni potrebbero trovare soluzione nella costituzione di un nuovo gruppo civico, ma al momento non risulta alcun deposito di liste alternative. Il sindaco De Pellegrini va avanti deciso, pur se i protagonismi di taluni certo non lo hanno lasciato indifferente. Qualcuno, come l'ex assessore provinciale Michele Carbogno, l'ha definito un romanzo, non si sa se rosa, giallo o noir. Il riferimento è una cena a cui avrebbero partecipato i consiglieri ribelli pronti ad uscire dai gruppi di riferimento, tra questi quello della Lega, per confluire in una nuova formazione civica, Uniti per Belluno, ipotesi che i diretti interessati si sono affrettati a respingere al mittente, nonostante la malgelata insofferenza manifestata da mesi e senza troppi giri di parole in Consiglio Comunale. Sui presunti transfughi della Lega, il segretario provinciale Andrea De Bernardin è netto. Hanno libertà di muoversi come meglio credono, ma le battaglie si fanno da dentro, non da fuori, e in ogni caso i perdenti sono gli uscenti. Il primo cittadino di Belluno non appare per nulla intimorito dalle difficoltà. Ci vuol ben altro per contrastare il plurimedagliato paralimpico De Pellegrin, che ha dalla sua una resilienza da Oscar. A Palazzo Rosso il sindaco può contare fino ad oggi su una maggioranza che si dichiara compatta e coesa, a partire dai consiglieri della sua lista Belluno al centro. In un comunicato il gruppo ha smentito l'ipotesi del passaggio al gruppo Uniti per Belluno dei consiglieri Massimo Cimo Garzotto e Sebastiano Marotto. Tuttavia, nella nota, il gruppo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Scrivono infatti i consiglieri di Belluno al centro: non c'è alcun contatto con i consiglieri dissidenti né con chi, da ex sostenitore di questa maggioranza, ha deciso di anteporre il proprio interesse a quelli della collettività. Ed ancora, va evidenziato il fatto che alcune persone abbiano utilizzato le elezioni amministrative dello scorso anno, direttamente o indirettamente, solo per avere visibilità e sacrificando il bene comune. È stata rinviata la seduta del Consiglio provinciale convocata per discutere il documento sullo Sliding Center di Cortina 2026. La decisione è conseguente ad un incontro in videoconferenza con il commissario Luigi Valerio Sant'Andrea. Il Consiglio provinciale ha ritenuto perciò necessario acquisire ulteriori dati tecnici per approfondire la tematica che ieri è stata al centro del burrascoso tavolo tra Fondazione Milano Cortina e la società Infrastrutture Simico. Frattanto a Cortina la minoranza consigliare punta i piedi contro la giunta Lorenzi per i ritardi accumulati nella realizzazione del curling center allo Stadio del Ghiaccio. Un'interrogazione è stata presentata dal gruppo Sistema Cortina guidato dall'ex sindaco Gianpietro Ghedina. Il rischio, secondo l'opposizione, è che non si riesca a concludere l'opera vista la sovrapposizione di cantieri nella stessa area con esigenze che sembrano inconciliabili se non incompatibili. Sarà realizzato proprio grazie al PNRR a Feltri, una scuola media superiore completamente nuova. ITT Negrelli, in tanti ci hanno studiato, ma quei luoghi, quelli che si vedono adesso, sono destinati a diventare memoria. Gli edifici che lo compongono saranno completamente demoliti per una ricostruzione totale, tanto che le cubature non andranno nemmeno a sovrapporsi. Grazie al PNRR si era partiti da una quindicina di milioni. Con il rincaro delle materie prime se ne spenderanno forse 20 e sarà il più importante intervento edilizio per quanto riguarda la scuola pubblica di tutto il Veneto. Abbiamo una scuola attualmente che ha delle magagne abbastanza consistenti perché non ha il certificato di antisismicità, non ha. Poi abbiamo dei problemi molto forti perché i serramenti attualmente sono veramente decadenti, l'efficienza energetica non c'è assolutamente, quindi il dispendio attuale di questa scuola è veramente molto consistente, per cui è chiaro che avere una scuola all'avanguardia fa bene alla comunità, fa bene agli studenti, fa bene ai docenti, quindi a tutta la comunità scolastica sicuramente. L'inizio dei lavori è imminente e ci vorranno almeno un paio d'anni per arrivare a conclusione, con la speranza, come detto oggi, che almeno gli studenti attualmente nelle prime classi
facciano in tempo a completare il loro ciclo di studi in quello che sarà il Negrelli del futuro. Quando si parte con una nuova scuola credo che l'importanza sia sotto gli occhi di tutti, perché è un investimento sul futuro, sui nostri ragazzi. Il finanziamento è statale, fa parte del PNRR, quindi direi che è una buona applicazione di soldi che arrivano dall'Europa per un investimento nel futuro. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Previsioni per sabato 16 settembre. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche nebbia mattutina in pianura e occasionali piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime sui 14-20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulle prealpi nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, tempo in parte soleggiato con bassa probabilità di rovesci. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.